Ieri il Consiglio delle Autonomie Locali, il CAL, ha approvato il DDL sul comparto unico, oggi è passato in giunta regionale, la prossima settimana arriverà in Consiglio regionale. L'assessore Panontini. Sì, il disegno di legge sul comparto è una riforma importante, uno dei pilastri delle riforme complessive di sistema che mi erano state affidate e che chiude, il percorso complessivo di riforma ordinamentale. Che cosa significa? Significa intanto introdurre dei criteri completamente nuovi sulla gestione della dirigenza regionale. Siamo anche in una fase di allineamento con i provvedimenti nazionali, il MADIA, comporta una gestione che più o meno si rifà ai criteri già utilizzati per la gestione dei segretari. La Regione diventa sostanzialmente datore di lavoro di tutti i dirigenti della Regione, che vengono però poi ad assumere un ruolo e un rapporto funzionale con le singole amministrazioni che li sceglieranno da un ruolo. Ci sono introduzioni di criteri relativi alla messa in disponibilità del ruolo per i dirigenti che non rispondono alle attese, ma che ovviamente hanno delle contestazioni formali in questo senso. C'è una grande flessibilità e movimentazione quindi dei dirigenti, cosa che oggi non c'è, e c'è il ruolo forte anche delle unioni territoriali per la parte relativa alle relazioni sindacali e alla gestione dei concorsi. Lo step e i contrasti con l'ANCI come sono stati ricomposti? Ma direi molto bene, perché l'ANCI ieri anche formalmente ha espresso il proprio parere favorevole sulle proposte finali. Il disegno di legge era stato approvato preliminarmente dalla Giunta dopo l'esame in seno al Consiglio delle Autonomie Locali, che si è protratto per ben 4 incontri, nel senso 2 assemblee plenarie e 2 riunioni della Commissione speciale. Ha dato esito positivo, l'ANCI ha espresso parere favorevole, c'è l'intesa sancita ieri e credo che tutti quelli che erano i nodi e le difficoltà sono stati sciolti.